Politiche sanitarie regionali che avvantaggiano il settore privato rispetto al pubblico? Uno studio di Azienda Zero difende l'azione della giunta Zaia negli ultimi 2 mandati, quindi nell'arco dei 10 anni. Un lasso di tempo nel quale sono diminuiti sia il budget che il numero delle prestazioni erogate dalla sanità privata accreditata in Veneto. In Veneto la sanità è in mano al pubblico, lo dimostrano i dati, lo dimostrano le altre specialità, lo dimostrano gli investimenti, 70 milioni ogni anno in tecnologie di ultima generazione, ma soprattutto il grande sforzo che stiamo facendo rispetto al reperimento di personale all'interno dei nostri ospedali. Nell'esame della spesa complessiva pro capite in favore delle strutture private sono altre regioni a registrare valori significativamente superiori a quelli del Veneto, collocato al 10° posto nazionale di spesa pro capite. Il budget sanitario per curare i 5 milioni di veneti è di circa 10 miliardi di euro all'anno. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia. Grazie alle nostre proposte adesso iniziamo a assumere medici non specializzati, si sono allungati di 5 anni i pensionamenti in maniera tale da avere i professionisti in gamba e in grado di lavorare ancora che possono decidere di restare negli ospedali, questo per tamponare questa grave crisi di medici presenti sul mercato. Quanti sono i bandi e quante le assunzioni? Ma guardi, noi adesso abbiamo già i primi 80 che arrivano e verranno distribuiti nei pronto soccorso e dall'altro devo anche dire che abbiamo altri 500 di medici laureati e abilitati che verranno assunti. E dopodiché dico anche che abbiamo chiuso un bel accordo con l'Università di Padova e di Verona proprio su questo fronte per far lavorare gli specializzandi già durante il loro corso di studi direttamente nei nostri ospedali. Hai voluto spiegare bene il discorso dei medici che non c'è un'emorragia sostanzialmente tra pubblico e privato, ma c'è questa normata per legge questa attività. Sì, assolutamente sì, nel senso che poi i medici del pubblico hanno la possibilità di scegliersi degli orari che devono essere noti e delle giornate note in cui fanno la libera professione. Questo spiega il motivo per cui lo stesso medico magari una lista d'attesa pubblica lunga e privata magari dura qualche ora o qualche giorno, perché evidentemente non ha lavoro nel privato. È una prerogativa di legge, si può essere d'accordo oppure no, però è quello che prevede la legge.